Eccoci live, abbiamo anche un po' ballato con il sound della Belbote Arena. Subito mister Luciano, la tua squadra sta per finire il riscaldamento, tra poco la prima semifinale, Mestre Felice Arzignano. Che partita aspettarci da chi la commenterà e chi la vivrà dagli spalti? Beh, spero, buonasera a tutti, spero che sia una partita dalle alta intensità e una partita dove comunque ci sarà, spero e penso, spettacolo, perché affrontiamo una squadra insomma, che ha dimostrato già ieri di essere ad alti livelli. Bravi, cattivi ragazzi. Una squadra che non smette mai di avere fame, come io, non vedo l'ora di arrivare alla fine di questa partita per mangiarmi i bigoi, ma recuperi comunque i due tummiati e quindi insomma forze fresche in più. C'è fuori Iabre, cos'è successo? Iabre ha un problema muscolare, quindi purtroppo non è riuscito stasera a essere dei nostri. A malincuore il capitano deve star fuori, purtroppo. È un'assenza pesante. Seba, in bocca al lupo, buona partita. Grazie. E chissà che possa tu ritornare qui domani sera per l'eventuale finale. Dalla Ziranese insomma si sa che la speranza c'è. Ciao Seba, vai pure a finire il riscaldamento dei tuoi ragazzi. Vedo qua il buon Lorenzo Spicci. Vieni Lorenzo. Lorenzo Spicci, il team manager, direttore generale Factotum, uno dei tre bracci del team Giorgione assieme a Ronnie, assieme a Thomas, che ci mette il viso, deve farsi bello però per arrivare qua vicino a me, cioè deve farsi bello, non occorre che ti dietro la pancia, tanto ne ho io più di te. Lorenzo, intanto per il quarto anno di fila siamo qua, sempre una bellissima atmosfera. Voi, passami il termine, vi dovete fare il culo un po' come quelli delle LND, però è uno spettacolo. Ieri tra l'altro pienone per i quarti finali maschili. Allora, innanzitutto noi ringraziamo il comitato regionale, siamo lusingati di ospitare questo torneo. Niente, noi diamo il meglio di noi perché l'organizzazione sia ineccepibile, diamo il massimo, speriamo che la gente si diverta e niente, speriamo che il divertimento sia con voi. Il divertimento è con voi, ma anche il post calcio a 5, perché tra Bigoi e Gatorade, che non è quella bevanda particolare, insomma dai, a parte gli scherzi, c'è tanta affluenza, ma ciò che conta prima di tutto è lo spettacolo che offrono in campo. Abbiamo visto delle ottime partite del futsal al femminile, adesso però entriamo nel maschile. Arzignano Mestre Felice, poi Montello contro il futsal Godego, squadra di casa. Se dovessi fare un pronostico? Allora, sulla prima partita dico molto aperta secondo me. Sulla seconda, ahimè, sebbene tifi Godego, non mi voglio sbilanciare. Che tra l'altro mister Marotta ha a che fare con un po' di problemi di formazione. Alle nostre spalle si stanno riscaldando i ragazzi di Mestre Felice e Arzignano. Domani le finali, 16:30 quella femminile, 19 quella maschile, e dopo una settimana di ferie per Lorenzo, per Thomas, per Ronnie. Tanto, perché poi sabato noi riniziamo il campionato, abbiamo la prima di ritorno contro il Cividale, quindi diciamo pochissimo riposo e dopo subito sotto. Anche io potevo venire qua col camper e stare qua tutta la settimana. Io intanto volevo farti i complimenti perché è il più forte di tutti. Grazie Lorenzo, ma i complimenti ovviamente vanno espansi anche a chi sta dietro la telecamera, in questo momento Sam, a chi sta in regia, Michele, ad Andrade Giambattista, insomma è una grande squadra. Ieri anche il buon Beppi Ruzza ha detto che se pochi skate però bisogna valorizzare, ed è bello insomma che avete valorizzato. Ovviamente sono bravo e mi avete voluto qua, grazie anche a te Lorenzo. Anche un bacio in diretta, grazie mille Lorenzo. C'è il buon Gabriele Landi pronto qua, grazie al team Giorgione. Eccolo qua Gabriele, ci ritroviamo qui e chissà per voi che ci si possa ritrovare anche domani. Cioè, questo abbiamo detto l'anno scorso è un remake, però è un'altra categoria, un'altra partita. Loro avranno da rifarsi della sconfitta della finale dello scorso anno, era la Coppa di C2, voi dovete rifarvi del KO della seconda giornata di andata. Che partita aspettarci, Gabriele? Allora, intanto non c'è Giulio qua, quindi non so se risponderti. No, scherzo. No, è una bella partita, Ieri vi dicevo che eravamo qua per merito e dovevamo godercela. Oggi siamo qua di nuovo per grande merito perché ieri siamo stati molto bravi, è inutile che ci nascondiamo.
e abbiamo giocato contro una signora squadra e abbiamo fatto una grande prestazione. Oggi giochiamo contro un'altra grande squadra e occorrerà fare un'altra grande prestazione. Giochiamo, godiamocela e vediamo dopo. Arzignano che recupera i fratelli Tumiati, rientrati proprio giusti da un viaggio di piacere, però i ragazzini terribili che sono ragazzi soltanto per un discorso anagrafico, perché poi se vai a vedere, vedi anche l'astuzia del gol sulla punizione di ieri, cioè qua c'è un lavoro dietro che possono essere paragonati a ragazzi adulti di 40 anni che hanno un bagaglio di esperienza pazzesco, e poi dopo ti lascio concludere, non smettono di correre fino al 60° minuto, perché potrebbero giocare un tempo in più loro. Allora, intanto ringraziamo i fratelli Tumiati per essere tornati giusti oggi, e seconda battuta che faccio è segna tutto perché non sei solo te. Noi sicuramente lavoriamo tanto, lavoriamo da tanto tempo. Qualcuno è appena arrivato quest'anno ma si è inserito molto bene in quella che è la mentalità nostra. Il lavoro è tanto, i frutti non sempre li raccogliamo, paragonarli a giocatori esperti secondo me è un po' prematuro, però sicuramente noi ve l'ho detto, facciamo questa categoria qua che ci siamo guadagnati l'altro anno per fare esperienza. La stiamo facendo, vediamo di farne il più possibile, e queste esperienze qua sono tanto bagaglio. Un bagaglio importante, facciamo 3 nomi, Bui, Ruzzene e mi piace leggermente Zanotto tra i pali, insomma 3 giocatori che non possono essere qui perché hanno superato le convocazioni con la prima squadra, e secondo me se va avanti così ne perderei degli altri che poi ritrovi in prima squadra, visto che sei tu il tecnico col mostro. Gabriele, in bocca al lupo, chissà, ci vedremo magari domani. Speriamo di sì, dai. Buona partita a Gabriele Landi, il tecnico della Maestra Fenice, una squadra di ragazzini terribili che si sta riscaldando qui alle mie spalle. Arzignano che deve fare i conti con l'assenza anche di Iabre, e probabilmente non giocherà neppure Marzotto nella distinta, sono 13 nomi in distinta, però Marzotto non si è riscaldato. Stessa formazione invece per la Maestra Fenice, che conferma quelli che hanno battuto con una goleada ieri 7-1 il Conegliano, protagonista Kevin il terribile schiavinato. Questa è la prima semifinale di giornata, è trombata la sirena, proprio nel mentre mi stavo girando, c'è proprio feeling tra me e Sirena. Ovviamente fosse Serena potrei anche pensarci, anche se Erika a casa si sta sicuramente arrabbiando. Prima semifinale tra Atletico Conegliano, cioè tra Maestra Fenice ed Arzignano, poi la seconda, la sfida tra Montello e Futsal Godego. Ecco che rientrano i ragazzi negli spogliatoi, sono già rientrati quelli dell'Arzignano, sono 18:45, ancora 15 minuti, poco prima andremo live per la prima semifinale maschile, entriamo nel clou del futsal azzurro con il pass che porta alla finale di domani. A dopo, ciao! Thank you.
16 squadre in campo, 2 regioni, 2 Coppa Italia regionali, Serie C da conquistare. Gol, spettacolo, emozioni assicurate. Tre, 6 gennaio, Belbote Arena di Tombolo. Si alza l'intensità, pronti a sparare i Magnum in questa semifinale tra Arzignano e Mestre Fenice, la seconda contro la sesta del girone di andata, una sfida che riporta un anno fa quando qui la Mestre Fenice vinse la Coppa DC2 proprio con i biancorossi. Stefano Testoni a commentarvi questa prima semifinale maschile con Roberto Tosin qui al mio fianco, il commento tecnico. Ben ritrovato Roberto. Grazie anche a voi, ciao a tutti. L'Arzignano, vedete qua, uno dei due Dumiatti recuperati da mister Luciano, Matteus capitano, è assente Iabre, il direttore di gare, signore Di Bono di Padova, Spresan di Treviso, Riccardo Toglio al crono della sezione di Bassano. Questa invece è la formazione della Mestre Fenice, i giovani ragazzi terribili che ancora non sanno usare il rasoio per la barba, ma quanto forti sono, Roberto. Ieri hanno dimostrato veramente il loro valore, hanno fatto una prestazione fantastica, hanno battuto una squadra che era tra le candidate alla vittoria finale, quindi bravi loro e vedremo oggi se riusciranno a bissare quanto ho visto ieri. E non è scontato, perché la classifica qua conta poco. In campionato ha vinto l'Arzignano 3-2 il 26 settembre scorso, era la seconda di andata. Oggi è tutta un'altra partita, anche qui da triple in schedina. Mestre che vuole sfruttare la freschezza, Arzignano che comunque ha grande qualità. Vediamo se la regia ci dà anche i quintetti che andranno a comporre, insomma, la partenza di questa sfida con la Mestre Fenice che gioca in casa. Stefanuto tra i pali, Puleo, Franzoi, Schiavinato e Bellu in campo. A disposizione prevista Landi in panchina, Baldresca, i due Guariento, Petenò, Palma, Bergamo e Franceschini. Arzignano invece che schiera tra i pali, confermato il numero 12 Gonelle, tra l'altro oggi Marzotto non è nemmeno in panchina. Gonelle tra i pali, Negro, Alberto Tumiati, Zuccone e Matteus in campo. In panca a disposizione Leonardo Tumiati, Gasparella, Castrati, Biasi, Nana, De Cristoforo e Fochesato.
nella grafica c'era ancora scritto Marzotto, ma posso assicurarvi che il terzo portiere di quest'oggi manca, c'è il 32 Fochesato. Pronostico così a caldo, Roberto? Oggi è difficile, molto difficile un pronostico. Per quanto ho visto ieri dico 51 Mestre, 49 Arzignano. Arzignano che recupera i Tumiati, vedremo in che condizioni saranno, e perde Iabre, assenza importante. Non è una bella perdita. Arzignano che ieri a tratti ha giocato in impasse per far passare il tempo, Mestre Fenice invece che non ha mai smesso di correre. Due cose differenti abbiamo visto ieri. Mestre è andata a 1000 per tutta la partita, e il risultato finale lo dimostra, mentre Arzignano ha cercato di gestire le energie in ottica di oggi, domani forse, e soprattutto per il big match di venerdì prossimo con il Montello alla ripresa del campionato. In campo schierate per il minuto di silenzio. Un minuto di silenzio, intanto salutiamo già gli amici che stanno seguendo da casa, ho un bel gruppo di fans, saluto ancora Stefano Paretto e Pablo Ranieri che ci stanno guardando. Oggi anch'io ho due fans, saluto Mia e Charlotte che mi stanno seguendo da casa. Beh, vai meglio te. Sono giovanissime però, sono giovanissime. Vabbè, dai. Sarà Alberto Tumiati a battere il primo calcio d'avvio, 20 minuti per tempo, gli eventuali rigori. Dopo i tempi regolamentari finisse in parità la sfida e ancora non abbiamo visto un tiro libero, giusto lo vuoi vedere a tutti i costi, è da ieri che lo chiedi e vediamo se oggi sarei accontentato. E penso che anche il buon Zuccon che ha ora possesso del pallone lo vorrebbe. Attenzione Franzoi, il pallone è rimpallato e subito il vantaggio della Mestre Fenice dopo appena 16 secondi con la papera Zuccon Gonella e Franzoi che non esulta. Andiamo a rivedere, no, non ha toccato il pallone, è autorete assolutamente, autorete senza dubbio, e qui non si sono capiti Zuccone e Gonnella. Prima Zuccone ha rischiato sulla pressione del Mestre e poi Gonnella ha fatto la frittata. Devo anche segnarmi i gol, devo fare il tabellino poi anche per il giornale, devo anche ricordamelo, se poi mi dimentico. Assolutamente. Un gol, una doccia fredda pazzesca per l'Arzignano. Penso che in pochi avrebbero scommesso su una partenza del genere. Ci provo comunque ancora Tumiati a rispondere, si allunga il pallone in fallo laterale. Mamma che regalo, e va detto che la Befana dovrebbe arrivare domani a portare qualche dolce a chi è stato buono. Questo è un regalo tardivo di Natale, Roberto. Sì, o in anticipo della Befana, vedremo cosa succederà adesso. Vediamo intanto anche quale sarà la reazione della formazione di mister Luciano. Subito sotto Zuccon si accentra, va via bene Zuccon e subito il pareggio dell'Arzignano. Una partita che parte, avevamo chiesto i Magnum e eccoli qua, c'è anche la bomba di Maradona, una botta risposta come dice Vincenzo allo speaker. Subito Zuccon e il pareggio. È giocata spettacolare di Zuccon, una delle sue giocate, è un giocatore di un'altra categoria. Se andiamo avanti così però chiedo l'ausilio anche del reparto cardiologico di Cittadella, perché non so se qua le fibrillazioni potranno reggere l'urto di quello che è un inizio di gara davvero scoppiettante, in una giornata che ha vissuto le due semifinali femminili e anche un buon futsal ritmiati, un bel scambio di opinioni tra le varie squadre. E adesso siamo qua col maschile, 1-1 nel giro di un minuto. L'autorete di Zuccon che poi si è fatto perdonare e il suo bel gol. Zuccon ha fatto tutto lui, primo minuto ha deciso di fare tutto lui e insieme un po' a Gonnella prima, però ha rimediato subito alla grande. Matteus, giro palla per Negro, prolunga avanti per Matteus che non arriva a calciare di sinistro, fa buona guardia Giacomo Bello. C'è anche da dire comunque che il Mestre il primo gol è andato anche a guadagnarselo con una pressione alta fin da subito, è andato subito a caccia della palla.
Tanto Schiavinato tocca uno dei suoi primi palloni, Schiavinato grande protagonista ieri con 4 reti contro l'Atletico Conegliano. Kevin il terribile Schiavinato, gran talento. Scatenato, ieri ha fatto veramente vedere tanta qualità. Intanto dentro De Cristofaro come portiere di movimento, e probabilmente dopo le mie grandi lamentele questa sera anche una maglia decente. Ieri aveva una maglia bianca con il 22 scritto a pennarello. Volevo fare anch'io la maglia bianca con scritto test, ma il bianco non smagra, allora mi sono vestito di nero. Fatto bene. Matteus, giro palla a Zuccon, una tattica come si diceva ieri anche perché insomma a corto di uomini, una panchina corta per far passare anche il tempo. Non sarà spettacolare, però mister Luciano la adotta molto bene. Come abbiamo detto ieri, sicuramente non è spettacolare, rallenta il ritmo della partita, però è una cosa intelligente. L'Arzignano sta mettendo in campo tutto quello che può oggi e quindi anche questo fa parte delle armi a disposizione. Matteus, l'imbucata per Negro, Capitan Franzoi respinge, pronto ad entrare Riccardo Franceschini con la maglia numero 7. Oggi Mestre Fenice in maglia dorata, quell'oro che lo scorso anno 1-0 se non ricordo male finì quella finale. Tanti brividi di emozioni, ma soltanto un gol con la Mestre Fenice che vinse la Coppa di C2 e poi matematicamente grazie al secondo posto quasi alla pari del Montello salì in C1, una C1 che vede i mestrini quinti ma poi sesti per differenza punti con il Futsal Godego che sarà protagonista più tardi alle 21 contro il Montello. Parla un po' tu anche, Maria Roberto, grazie. È una situazione un attimo strana, il Mestre è difficile anche commentare. Bisogna avere pazienza, per nel senso il Mestre non si sbilancerà per non aprire spazi e l'Arzignano giustamente fa passare il tempo e risparmia energie. Pubblico del Mestre i fischia. tifosi del Mestre, attenzione al tiro in mezzo, Stefanuto ci mette una mano. Un commento ieri che mi ha fatto sorridere di Carlo che ho trasentito, che fa: cavolo, sto dentro quasi tutta la partita, mi entra Baldresca e mi fa 3 paratone. Hanno tirato poco perché in effetti ieri il Conegliano, merito del gioco di ragazzi di Mister Landi, ha avuto poche occasioni. Ha fatto proprio fatica. Anche Carlo Stefanuto ha avuto un paio di parate importanti. Ieri il Conegliano ha fatto fatica a costruire, a rendersi pericoloso, ma la bravura è stata quella del Mestre che ha fatto la partita, la classica partita perfetta. Partitona. Poi chiaramente, tornando a prima, l'Arzignano deve stare molto attento però perché facendo il quinto non puoi rischiare di perdere palla, la porta è vuota, quindi il Mestre ne approfitterebbe subito. Assolutamente, c'è un giro palla continuo. Il tiro in mezzo, la deviazione, il pallone però è uscito. Questa è stata una bella azione di Franceschini, Zuccone aveva un po' perso l'uomo e l'Arzignano in questo frangente ha rischiato un attimo. Intanto da casa, giusto per un commento per la regia, mi dicono che il segnale si blocca. Purtroppo quest'anno abbiamo patito qualche problemino di linea e di troppo, ovviamente non derivante dal lavoro sempre efficiente di Futsal Veneto TV che trasmette live sul canale LND del Veneto. Tutte le sfide ne ha trasmesse fin qui 10, questa è l'11ª, poi ci sarà l'altra semifinale domani, le finalissime 16:30 femminile tra Bologna e Futsal Reggiana, poi alle 21 le 2 migliori. Una tra l'altro sarà o l'Arzignano e Mestre Fenice. Speriamo che il collegamento possa migliorare strada facendo. Intanto dopo quasi 5 minuti di gioco il punteggio è fermo sull'1-1. Tumiati, Berto si gira, viene fermato senza il fallo e poi Zuccon in scivolata respinge il pallone. Volevano una deviazione, non lo so, non l'ho vista. Non sembrava da qui. Vedo De Cristofaro pronto a rientrare però senza la maglia del quinto, quindi Luciano per il momento abbandona la tattica del quinto e gioca normale. Ciro De Cristofaro tornato lo scorso anno a giocare il tiro, intanto Gonella smanaccia fuori di Schiavinato, ancora il tiro del numero 3 Alberto Puleo, a segno ieri nel gol che ha aperto la partita. Bella conclusione, tanto spazio, fuori di poco. L'arbitro non ravvede il tocco, sembra che non ci sia anche da replay, quindi rimessa dal fondo. De Cristofaro intanto è entrato con la maglia numero 22 in campo, il pallone profondo proprio per la sua testa,
quasi telefonata per Stefanuto, rilancio avanti verso Franzoi che viene fermato, fallo laterale per la formazione veneziana di mister Landi, già battuta dal capitano Franzoi, non preciso dietro per Puleo, schiavinato si fa vedere, palla che viene ricevuta proprio dal 10 oggi oro nero da Franceschini, giro palla continuo. Nel frattempo è entrato anche Castrati, che ieri è stato un fattore per MVP della l'Arzignano. partita ieri. Vediamo se oggi riuscirà a ripetersi. Recupera Eccolo proprio il lì. pallone, Castrati fermato. Puleo d'esperienza, come dicevo prima nelle partite con Landi, avranno le carte di identità che gioca a loro favore come lo zero finale molto basso, sono giovani però hanno esperienza, anche qui l'esperienza. Puleo ha toccato Castrati che si è fatto cadere ma non c'era assolutamente fallo, grande intelligenza. Molto bravo e molto intelligente, Ancora anche se è giovane. Ancora Castrati va sul fondo, viene braccato da Filippo Pettenò, poi la palla Però scivola. sono anche ragazzi che lavorano in un certo modo da anni e quindi non sono esperti a livello di età, ma sono esperti a livello di campo. Intanto è entrato Alessandro Guariento, che ricordo da Piccinin a venire per la Tezza a vedere l'Arzignano che giocava tra A2 e Serie 1. E oggi si gioca una finale di Coppa Veneto di C1. E l'anno scorso l'ha vinta quella di C2. Schiavinato, va via sull'interno, bravo Zuccon a rimediare all'incursione del numero 10 veneziano. Intanto pronto anche Leonardo Tumiati che però si riaccomoda in panca. Guariento, che è anche uno dei vecchi della squadra, anche se solo 2005, è il più vecchio fra le file del Mestre. C'è Gasparella intanto pronto a subentrare in corso d'opera, ultimo arrivato in casa Arzignano, arrivato dal Cornedo. Castrati recupera il pallone scippandolo proprio ad Alessandro Guariento. Castrati scarica dietro per Negro che dà calma all'azione dell'Arzignano, passando a Zuccon sulla destra, chiede il giro con De Cristofaro. Negro pronto anche a rientrare il capitano di questa sera, Matteo De Saccarvaglio, anche lui impiegato ieri come partita di movimento in alcuni frangenti da mister Luciano. Intanto era partito Gasparella. Gasparella che ieri sera era entrato nel secondo tempo, però aveva avuto un bel impatto sulla partita secondo me. Oggi invece Luciano se lo gioca già nel primo tempo, vedremo come. Pochi allenamenti per lui in bianco-rosso, attenzione, ottima la giocata di Palma, riparte però l'Arzignano con Castrati. Difficile però partire in contropiede perché la Mestre Fenice nel giro di un nanosecondo è già disposta tutta nella propria metà campo, insomma freschezza atletica e gioventù non bruciata, quella dei mestrini, tanta roba. Gioventù di qualità ed è bella da vedere. Laterale intanto per la squadra di mister Luciano con Matteo De Saccarvaglio che la Coppa l'ha vinta con la maglia del team. Matteus a calciare di sinistro, sbatte su Palma il suo tiro, scivola per Castrati, vuole riaffacciarsi in avanti la formazione arzignanese. Matteus, giro palla per Castrati, braccato da Guariento. De Cristofaro, ora è Gasparella qui davanti alla nostra postazione. Sul fondo il pallone per De Cristofaro. Gasparella, Castrati difende molto bene e molto alto, quasi con un treno. La formazione Mestre Fenice è difficile avere spazi in avanti per l'Arzignano, Roberto. Sì, intanto, scusami, si sta preparando, stavo guardando quello, mi ero un attimo distratto dalla partita, stavo guardando la panchina dell'Arzignano e Zuccone è pronto a rientrare ma con la maglia del quinto. Stefanuto intanto non era stato sicuro nella prima presa, poi si è ripreso il pallone, c'è il fallo intanto, il primo fallo sulla spinta di Castrati che torna a rifiatare in panca, rientra Alberto Tumiati. Zuccon pronto a prendere il posto di Giovanni Gonella. Abbiamo rivisto intanto nel replay probabilmente Castrati è uscito subito perché Luciano sta preparando il quintetto studiato per fare il quinto. Vedremo cosa succederà adesso, se sarà un quinto solo di possesso o un quinto per provare a segnare. Intanto dopo i petardi del primo minuto la partita si è un po' calmata, rallentata. Ovviamente Arzignano che cerca di
far trascorrere i secondi, impostare da dietro contro una formazione che fa della velocità e della freschezza una delle sue tante armi migliori. Tanto ottima l'apertura di De Cristoforo per Matteus aspetta la corrente, la palla per Gasparella, fermato da Guariento, ottima giocata. Prima dicevi una cosa giusta, che l'Arziano sta facendo fatica a trovare spazi perché il Mestre è chiuso bene. A maggior ragione l'Arziano deve stare molto attento in fase di possesso a non perdere palla per mai rinforzare la giocata e quindi subire delle ripartenze che potrebbero essere letali. Matteus Gasparella, si apre un varco per lui, palla sul fondo a Zuccon che scodella dietro per Matteus, ultimo di movimento ma anche ultimo uomo dell'Arzignano perché Zuccon portiere di movimento Però è Zuccon praticamente è pericolosamente nell'angolo opposto alle panchine, avrà i suoi problemi a dare il cambio a Gonnella. assolutamente. Matteus Gasparella, Matteus, lungo possesso palla dell'Arzignano, però si sa, puoi fare anche l'80% di possesso e se perdi conta poco. Bisogna Serve buttarla poco. dentro alla fine, Esatto. poi si va a vedere il resto delle statistiche. De Cristoforo, l'apertura buona per Zuccon che riceve, scarica ancora dietro per Matteus, ora per Rasotar. Movimento su Tomiati, non c'è il fallo, lo indica il signor Di Bono di Padova. Si rialza Confermo, li l'attaccante stavo guardando, non biancorosso. c'era nulla. Tomiati stava cercando di prendere posizione e 20 anni fa lo fischiavano, ma adesso il calcio 5 è diverso. il difensore del Mestre si fa rispettare, non concede. Eccoli ancora. Ottima l'apertura per De Cristoforo, la puntata a rasoterra che esce di poco, Stefanuto veloce a voler rinviare dalla parte opposta, palla per Schiavinato. Come È ti dicevo, rientrato Zuccon Gonella. non è in porta. No, Gonella non è in porta. No, Zuccon non ha fatto in tempo a dare il non ha fatto cambio perché era tempo. troppo distante. Attenzione a questa carta giocata dall'Arzignano che potrebbe costare caro almeno in questo frangente, manca una vita. Intanto abbiamo superato il 10° minuto, vediamo se andrà a spendere un fallo Faiza Castrati. Lo Schiavinato invece lo subisce. Molto bravo Castrati. Esperienza e Zuccon resta ovviamente dentro. Però mi sento di dire errore del mister dell'Arzignano secondo me, perché mandare Zuccon dalla parte opposta poi hai un problema a fare il cambio. Adesso torna Gonnella, vedremo le prossime apparizioni del quinto dell'Arzignano come saranno. Intanto esordio in questa manifestazione anche per l'altro Tomiatti, Leonardo, maglia numero 5, l'apertura sul fondo per Castrati, bravo in scivolata a chiudere lo spazio Pettenò, rientra intanto Zuccon, laterale Arzignano. È entrato anche Leonardo Tomiatti. Sì, l'altro Tomiatti. Adesso qui intento molto di esperienza per l'Arzignano, tutti i giocatori che hanno fatto categoria superiore. Assolutamente. Castrati, dietro per Matteus, giro palla, ancora per la formazione biancorossa, pronto a rientrare Negro che va a bagnarsi gli scarpini per avere maggiore aderenza sulla superficie parquet della Belbote Arena che ospita quest'oggi le semifinali della Final 8 di Coppa Italia, fase regionale di Serie C. Palla per Tomiatti, dietro ancora per Matteus, non riesce a sfondare però ancora l'Arzignano comunque che prova anche a addormentare un attimo il gioco, la partita per colpire la prima occasione utile, però il Mestre comunque è molto attento a non concedere spazi e stare molto attento alle varie marcature. Danzano bene i difensori del Mestre, si spostano a destra e a sinistra. È un 2-2 con una prima linea molto rapida, pronto ad andare a pressare. Eccolo qua, eccolo lì. Può arrivare, però deve fare attenzione, palla imbucata dentro per Tomiatti, subito palla per Castrati che va a calciare un missile che termina alto sopra la traversa, richiamati intanto Alberto Tomiatti E l'arbitro preferisce fare due chiacchiere visto che stanno sgomitando da un po', ci sta. e il numero 4 Pettenò, 4-9 36. Il signor De Bono intima a calmare gli animi, difficile però stare calmi quando in palio c'è una finale di Coppa DC che poi fase regionale che spalanca le porte a quello che è il cammino nazionale con come il solito il triangolare Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, poi si va avanti dove le Venete di solito ben figurano, quindi è un pass importante questa Coppa. Bene Tomiatti a scippare il pallone Schiavinato, lo scambio con il fratello Alberto, però come corre veloce in difesa la Mestre Fenice, che anche ieri come dicevamo ha cercato di segnare fino all'ultimo secondo, segno di una grande
quantità di ossigeno e di freschezza. Palla per Matteus, Matteus braccato, non c'è la trattenuta fallosa. Purtroppo persistono da casa i nostri amici, ci fanno sapere che continua a scattare la connessione ed è un vero peccato. Sicuramente chi potrà se la rivedrà comunque in seconda battuta già a partire da quando ci sarà la fine. Speriamo che il problema possa risolversi. Palla per Franzoi, il capitano, si fa vedere in mezzo anche Bellu. Franzoi va ad alzare il collega capitano, bel segno sportivo del giovane Franzoi. Un fattore importante, torno alla partita di ieri del Mestre, è stato forse anche che il Conegliano non ha avuto la giusta pazienza in fase di possesso per andare a colpire. Il Mestre ha spesso recuperato palle ed è riuscito a ripartire. L'Arzignano oggi invece sembra avere quella pazienza che ieri è mancata al Conegliano per non rischiare appunto di prendere una ripartenza dai terribili ragazzi del Mestre. Negro, cambia lato per Castrati, 6:10 da giocare. Castrati si chiede la sua profondità, si accentra, viene aiutato dal blocco di Alberto Tognatti. Ancora possesso Castrati, la giocata del numero 15 biancorosso che va a calciare. Stefanutto si rifugia in corner. Parata Castrati, che non era semplice, molto bravo il portiere del Mestre. con Castrati che conferma di essere in grande spolvero in questi giorni a Tombolo. Si sta esaltando in questa Final 8. Proprio Castrati batte dentro il corner, ancora una deviazione, mi sembra di aver visto Alberto Puleo con il corpo deviare questo corner, ancora Castrati con Puleo che rispetterà a distanza dei 5 metri dalla battuta del calcio d'angolo. Scodella dietro per Negro che mette giù come poi il pallone nello scambio con Alberto Tognatti, pressato da Schiavinato, lo scarica dalla parte opposta verso Zuccon, 5:45, Zuccon costretto ad andare avanti comunque in ottima maniera per Castrati. Marcatura, possiamo dire attenzione Castrati, il tiro, Stefanuto apre la mano, marcatura sanguisuga quella del Mestre Fenice. Assolutamente sì, Stefano, gran parata qui di Stefanuto che ha tenuto lì la palla, è stato molto bravo. Tiro Secondo di Castrati fallo. era insidioso. E cartellino giallo per Alberto Tognatti, primo giallo della partita, secondo fallo, partita Mi sento dire qui il intensa. giallo forse un attimino esagerato. Però forse corretta. l'arbitro li ha ripresi dall'inizio in mezzo all'area Beh, un po' di tempo lo fa. aveva perdonato prima e adesso gli ha Forse, detto, esatto. o fai come dico io oppure questa partita la fai, vai prima a farti la doccia col rischio di trovarla fredda anche. Esatto, esatto. Bello, apre la parte opposta per Guariento, continua a cambiare il quintetto di movimento, il quartetto di movimento mister Landi ha tante carte a disposizione per far ruotare i suoi. Tra l'altro non penso di aver ancora visto il 2 Filippo Guariento. No, ancora non mi entrato sembra in sia campo. entrato. Comunque- Mestre che ha le rotazioni, però fa fatica secondo me a utilizzarle perché la partita manca di ritmo e quindi sta mancando una delle migliori qualità del Mestre. 5 alla fine del primo tempo, 1-1, decide lo scoppiettante primo minuto, l'autorete di Zuccon e poi il pareggio dopo pochi secondi ancora proprio di Zuccon che invita De Cristoforo che va a calciare, ma è un tiro sporco, la palla resta lì, la palla che era uscita, comunque la rivediamo, Secondo me assolutamente non era uscita. non era uscita, però guarda Guariento, si è messo proprio nella posizione giusta. Per fortuna il pallone non è entrato, se no sarebbero venuti giù, penso non solo i tifosi dell'Arzignano, ma anche qualche santo e qualche altra cosa. E intanto Franzoi, laterale per Puleo, che viene fermato da Alberto Tognatti, di testa Guariento, leggerisce per Stefanuto. La spinta di Zuccon non ha fallosa, siamo già dalla parte opposta con Franzoi, adesso Mestre Fenice che deve cercare di alzare il ritmo, Franzoi si prende il pallone, viene colpito al volto, un lob dalla distanza di Zuccon, un colpo involontario quello di Alberto Tognatti. Sì, assolutamente fortuito. Devono stare attenti quelli del Mestre perché Zuccon ha quella giocata, se vede il portiere un po' fuori dai pali cerca di punirlo. Intanto si rialza Capitan Franzoi, nulla, non è successo nulla. Secondo fallo già commesso in precedenza, questo non era fallo, è ripartito Stefanuto con una rimessa dal fondo. 4
al riposo, sempre 1-1, Mestre Fenice che cerca di tornare a fare gioco, Guariento il passaggio per Franzoi che va a scambiare ancora con l'11 ex Atletico Pressana, con il papà C'è un Enrico pizzico qui di vicino. nervosismo in più in questa partita rispetto a quelle di ieri. Assolutamente, posta in palio Posta in palio alta, importante. Franzoi, il tiro, si inventa un tiro che trova preparato però Gonella che smanaccia fuori, lo rivediamo, gran conclusione, forse con una deviazione di Negro che poteva dar fastidio a Gonella. Corner con Alberto Puleo che mette in mezzo un pallone bracato dalla difesa biancorossa, poi Bellu lo spinge alle spalle di Gonella che fa subito ripartire il gioco. 3:40, cosa aspettarci per questo finale di gara di tempo, Roberto? Credo quello che stiamo vedendo adesso, nel senso se continua l'Arzignano col possesso molto lento, molto sterile, e un Mestre che sta attento a non concedere spazi e prova a colpire in ripartenza. Guariento ancora, Oggi stiamo assistendo a una partita molto molto tattica. Franzoi Guariento, Alessandro il numero 11 servito ancora da Franzoi, protegge il pallone, Negro lo tocca in affare laterale, la rimessa è per la giovane formazione veneziana, ricordiamo deve fare i conti anche con le assenze di Bui, Zanotto, attenzione alla giocata, Bui, Zanotto e Ruzzene, giocatori che hanno superato le convocazioni con la prima squadra. Bella la giocata di De Cristoforo, si apre sulla sinistra Zuccon, viene servito Zuccon, Ricastadi, attenzione con Gonella che deve volare indietro come Spider-Man, lo rivediamo, cosa si era inventato Filippo Pettenò? Grande giocata di Pettenò, visto il portiere fuori dai pali, Gonella bravo a recuperare ma era molto avanti e ha rischiato di subire il 2-1. Quasi chirurgico, è mancato soltanto la saturazione finale, palla. Prima di invece è Franzoi. stata una grande giocata di Cristofaro, però ha perso un tempo di gioco per servire Zuccone e ha dato possibilità al Mestre di rientrare. Avrebbe dovuto dare la palla quel secondo prima per sviluppare la ripartenza. Oggi hanno la seconda muta perché adesso proverà Matteus. Arriva Carvaio, a entrare pronto come col quinto. portiere di movimento. 2:40, cosa vista anche ieri, perché comunque nei minuti finali del tempo, se non ricordo male, Roberto ci avevano provato. Sì. Che intanto sbatte su De Cristofaro. Oggi però lo stanno il usando, passaggio. seconda partita in 2 giorni, lo stanno usando con più frequenza e con interpreti anche diverse. Pettenò per Guariento, Guariento guarda il movimento di compagni, 2:35, scarica a sinistra per Filippo Pettenò che torna indietro da Guariento, Guariento, Bellu, bene Pettenò fermato però da un De Cristoforo che oggi è ottimamente inserito nella partita, a livello difensivo un paio di giocate importanti, Negro per Zuccon. Partita bloccata, però c'è tanta qualità in campo, quindi potrebbe essere sbloccata da un momento all'altro. 2 episodi che stanno decidendo la partita, bella la giocata per Zuccon, Zuccon apre magistralmente per Negro, pallone troppo profondo, gran giocata, stavolta Zuccon Gianluca queste giocate ce le ha. Ce le ha, però stavolta è stato leggermente impreciso e poteva servire Negro solo davanti al portiere. Bravo De Cristofaro. De Cristofaro. De Cristofaro. A servire Zuccon ha dato una grandissima palla filtrante. Allora salutiamo anche, attenzione al tiro di Franzoi, saluto lo zio Antonio Iavarone, tifosissimo del Napoli, è napoletano. Ecco che Potrebbe essere altrimenti. entra Matteus, è ovviamente Napoli che vincerà lo scudetto anche quest'anno, lo diciamo. Perfetto. Uno, Saranno contenti. 1:30 circa da giocare, portiere in movimento con Matteus che anche lui va a prendersi il lato lontano, quindi anche qui come nella No, situazione è l'angolo precedente, destro, però adesso si sta spostando a sinistra, quindi anche lui lontanissimo. nel posto più difficile per poi effettuare il cambio. Fischi, se la ride anche un tuo collega, 1:10 da giocare. Purtroppo il pubblico non capisce queste cose, ma D'accordo, da parte loro Ci stanno. possono capire un po' questo scherno. Io vado a prendermi i bigoi, arrivo dopo, lascia a te questo finale. 50 secondi credo ancora da sarà un giocare. minuto di possesso Mestre Felice dell'Arzignano. che non fa nulla, ma sono sicuro che l'Arzignano arriverà alla conclusione magari nel finale di tempo. Zuccon arretra con la suola, possono protestare quanto vogliono i tifosi a Mestre Felice, ma come detto ieri Arzignano ha preparato la partita in questo modo. Beh, credo c'era anche da aspettarselo.
per quanto ho visto ieri. Ecco che va sul fondo il pallone Matteus, torna a darlo dietro per Zuccon, 17 secondi, chiama lo schema 2. Adesso proveranno all'ultimo. I ragazzi del Montello potrebbero essere loro gli avversari di una delle due squadre. Fuzza il Godego permettendo 7 secondi, lunga la palla per Stefanutto. Cronometro che non si ferma, attenzione. Il cronometro non si era fermato. Le proteste di Gabriele Landi, ha ragione, il cronometro non si era fermato. 6 secondi fa segno il direttore di gara. Errore del cronometrista Riccardo Toglio di Bassano, viene ammonito il dirigente della Mestre Fenice, però queste cose insomma non dovrebbero succedere. 1-1, un primo tempo particolare, finito con i fischi del pubblico della Mestre Fenice, tutto nel primo minuto, autorati Zuccon, gol di Zuccon. Che secondo te possiamo aspettarci, Roberto? Credo sulla falsariga del primo. L'Arzignano ha l'esperienza per non farsi condizionare dalle proteste del pubblico, continuerà a fare questo tipo di partita. Sarà importante vedere se e da chi verrà sbloccata la partita, perché se la sblocca l'Arzignano continuerà ancora di più con questa situazione tattica e il Mestre dovrà scoprirsi. Se invece sarà il Mestre che andrà in vantaggio e l'Arzignano la userà per provare a recuperare la partita. Musica maestro, la Belbotte Arena con Roberto Tosin. Stefano Testoni tornerà tra una decina di minuti per il secondo tempo. Arzignano Mestre Fenice ferme sull'1-1.
Pronti per il secondo tempo, già schierata al centro del campo la Mestre Fenice, è arrivata anche Arzignano dopo l'intervallo. Viene ripristinato il tempo anche nella grafica, l'esperienza di Guariento qua. Pronti per vivere le emozioni, speriamo, di questo secondo tempo, con l'Arziano che ha giocato per larghi tratti con il portiere di movimento per far trascorrere i secondi e rifiatare un Arzignano che non si fida, è come dar torto alla freschezza di una squadra giovane come quella della Mestre Fenice. Si riparte, ancora altri 20 minuti, vediamo Roberto qui al mio fianco se il secondo tempo sarà scoppiettante come quello che era stato l'inizio della partita, con 2 gol in rapida successione, Zuccon autorete e Zuccon pareggio. Vedremo il primo minuto se sarà come il primo, dubito però in questo caso. Giro palla Puleo, scrive pure il messaggio, volevo solo darti fastidio per quello. Schiavinato, Franzoi ora serve dietro per Stefanuto, il portiere arrivato scuola Marca, arrivato quest'anno, si è subito integrato nel migliore dei modi nello scacchiere di Mister Land, che ha a disposizione anche tra i pali Baltresca. Ha giocato ieri Rinuncia anche al quinto, direi che la semifinale è chiusa. Quando giocavamo con Mario Bros ed eravamo giovani veniva fuori la scritta game over, oppure quando eravamo al bar che avevamo finito le 100 lire da giocare. Questo sport ci ha regalato di tutto, però che direi in questo caso che la partita è finita. Guariento non è finita perché loro vogliono segnare ancora la sestina vincente sulla ruota di Venezia, la mette Alessandro Guariento che vuole fa anche tombolino. Mestre Fenice, chapeau, tanta roba. Gran giocata qui di Guariento, la stiamo rivedendo di destro, palo gol. Giocata spettacolare, Mestre sull'onda dell'entusiasmo, diciamo che entra prepotentemente in finale con 2 vittorie clamorose, per dimensione sia nel risultato sia nel gioco. Impossibile, attenzione ancora Guariento per Franceschini che spara a destra, difficile vedere Arzignano in finale. Arzignano che venerdì tornerà in campo per una sfida delicata contro il Montello, che sarà più tardi in campo e che farà visita ai Franchetti di Mestre fra 2 settimane, 10 giorni. Quindi insomma 2 super big match anche in campionato per i biancorossi, che devono però trovare e avere la voglia di reagire. Si ripartirà col botto nel campionato di C1. 3 minuti, speranze quasi vane. Ammutolito la Belbotea Arena, quelli della Mestre Felice terranno sicuramente il fiato per la finale di domani e sono vicini a tornare in finale ancora qui alla Belbotea Arena. C'erano lo scorso 6 gennaio 2025 proprio contro l'Arzignano, battuto 1-0, ci saranno anche domani. Ancora Stefanuto. Ma cos'è Stefanuto? Ancora. Cos'è Stefanuto? Se l'anno scorso abbiamo elogiato Zanotto, adesso abbiamo Stefanuto. Spettacolare oggi. Scuola portieri comunque italiana, che sia calcio a 5, è sempre spettacolare. Palla dietro per Biasi. Da Mestre i portieri ci sono e come, possono starsi al sicuro per anni. Assolutamente, possono giocare anche con 5 portieri. Non sa chi segna. Abbiamo visto stasera tanti gol. Cerca di finire nel migliore dei modi la formazione Crampi per Guariento. Crampi per Guariento. Un po' di cambi nel Mestre. Mi sorprende un po' il rientro in campo di Bellu per questi 2 minuti. Bellu ammonito, deve stare super attento a non rischiare un cartellino che comprometta la finale. Intanto primi minuti mi pare per Filippo Guariento, maglia numero 2. Rientra al Vise Bergamo. Se non ci sbagliamo deve essere l'esordio in questa partita. Landi giustamente è molto soddisfatto. Ha fatto spettacolo sia ieri che oggi.
non c'è altro da aggiungere. Tanti Assolutamente. complimenti, bravissimo. A Gabriele Lui Landi. e i suoi ragazzi. Certo, starà già pensando a come affrontare la finale di domani, poi dovrà aspettare anche il nome della sua squadra avversaria. Ancora Stefanuto. Stefanuto ormai oggi il gol non lo prende. No, Adesso non lo prende. L'ha preso, ma adesso non lo prende più. Dopo un minuto non lo prende dopo più. un minuto nel secondo tempo ai punti, ovviamente merita la Mestre Fenice, però l'Arzignano potrebbe essere sicuramente in partita se non fosse stato per le prodezze del suo numero 12. Diciamo che il terzo gol, l'errore di Rigonelli in uscita, è stato quello che ha l'ago della bilancia di questa Che ha partita. rotto gli equilibri, anche che ha rotto l'equilibrio di un Arzignano che fin lì era comunque dentro alla partita. Sì, perché sul 2-1 te la potevi giocare, c'era tutto il tempo, 3-1 devi cambiare, devi accelerare, devi rischiare la giocata e quindi diventa complicato nelle situazioni in cui è oggi l'Arzignano. 1,16. L'importante per loro è resettare, dimenticare oggi, la Coppa è andata, è una manifestazione, si riparte col campionato e testa il big match di venerdì prossimo. Ma non credo che ad Arzignano avranno problemi a farsi trovare pronti venerdì prossimo. Assolutamente. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco. Stefanuto, altro pallone scodellato nel migliore dei modi in avanti verso Alvise Bergamo. Un minuto di gioco ancora, di testa, alleggerisce dietro Petenò, poi Stefanuto scarica lontano, ma il pallone era uscito, dunque rimessa laterale in attacco per la squadra biancorossa. Con Leonardo Tumiatti che scarica dietro per Negro, giro palla verso Gasparella. Mestre che entra in finale, ma non come outsider, ma con più di qualche chance di vittoria. Mi sbilancio per quello che abbiamo visto in questi 2 giorni, squadra da tenere molto in considerazione. Cercheranno di far sì che la differenza di classifica con chiunque, perché anche il Godego ha chiuso davanti, perché forse hanno chiuso proprio a pari punti per lo scontro diretto, per lo scontro diretto loro avanti, Godego. quindi Mestre Fenice che si presenta in qualsiasi caso come sfavorita, classifica a parte. Attenzione. Allora, Però domani alla terza partita in 3 giorni la classifica non conta più, le energie magari sono quelle che sono da entrambe le parti, perché comunque anche i ragazzi del Mestre hanno speso in queste 2 partite per quanto giovani, quindi sarà una finale tutta da vedere e ora possono mettersi comodi a vedere chi sarà il loro rivale. Titoli di coda, ultimi secondi con tanto di applauso, ricordo al Palatese con il Griffo che l'ultimo minuto c'erano tutti quanti in piedi ad applaudire e anche noi applaudiamo e lo facciamo sentire.
cabina di commento con i margarini. Hai mai assaggiato i margarini? No. Sono dei